Una giornata per sensibilizzare i giovani delle scuole superiori ad avvicinarsi agli studi scientifici. È stata questa l'iniziativa proposta dall'Associazione Industriale Bresciana che si è tenuta in Cattolica. Vediamo questo servizio. Chissà domani. Preside Marzocchi, ci può spiegare il motivo per il quale uno studente dovrebbe scegliere un indirizzo scientifico? Quali sarebbero, per così dire, i vantaggi? È più facile spiegare perché non dovrebbe scegliere un indirizzo scientifico, perché con le scoperte scientifiche la nostra vita è cambiata. E oltretutto le scoperte scientifiche dagli ultimi 100 anni hanno fortemente influenzato anche l'industria. Nel Settecento, nell'Ottocento fare scienza era una cosa per pochi eletti, era un capriccio, ma oggi non è più così. Oggi studiare scienza vuol dire investire nella propria creatività e contribuire non solo anche al miglioramento della vita di tutti, ma anche secondo me al proprio benessere, perché con delle scoperte scientifiche oggi con dei brevetti si possono fare anche dei fior di soldi. Anche nell'ambito della matematica e della fisica, non solo nell'ambito più consono, che è quello più comune, che è quello medico o quello ingegneristico. E comunque, tra l'altro, il fatto che la facoltà di scienze sia inserita nell'Università Cattolica dice anche, cioè noi cerchiamo anche di avere attenzione all'aspetto etico, cioè fare scienza è importante, ma anche fare una buona scienza è ancora più importante. E noi cerchiamo di formare i nostri studenti nella maniera più integrale possibile, in modo che abbiano le competenze, le conoscenze che servono, ma anche una visione allargata dell'utilità del sapere che acquisiscono e di come possono usarlo un domani. Come Confindustria e come Associazione Industriale Bresciana per noi è importantissimo avere dei rapporti con i vari tipi di scuola, in quanto è dalle varie scuole che naturalmente prendiamo i giovani che entreranno nelle nostre aziende. Orienta Giovani è per cercare di essere più vicini al mondo delle scuole, per cercare di spiegare quali sono le professionalità che servono all'interno delle varie aziende. Naturalmente Confindustria è a livello nazionale, noi come provincia di Brescia naturalmente ci concentriamo soprattutto sul cosiddetto core business delle aziende bresciane, che sono naturalmente storicamente il metalmeccanico e metallurgico. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:25 su Teletutto. Vi ricordo anche, per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.